questa pillolina oggi te la leggo. Sarebbe bello vivere solo di inizi, l'inizio di un romanzo, l'inizio di un lavoro, di un progetto, di un rapporto, avere sempre la stessa eccitazione, la stessa gioia, la stessa curiosità. Poi arriva l'abitudine, cambia tutto, tutto si trasforma, tutto torna normale, tutto torna piatto. Non puoi fermare questo percorso, perché quando te ne rendi conto ormai è tardi. Ecco cosa risponderei se mi chiedessero cos'è per me la delusione. Come commentartela? Quante volte si arriva a puzzare a noi stessi? Quante volte si reiterano certi schemi, certi comportamenti per abitudine? Ricordati questo, lo stare sulla mattonella, sulla propria area di comfort, sulla propria zona di comfort, non saprei come chiamartela, solitamente si dice così, ha 4 volte il peso nella decisione rispetto a spostarti in un'altra mattonella dove sai che staresti molto meglio. Te la ridico perché a volte non è così chiara. Questa è l'area in cui io sto male, sono consapevole di stare molto male, sono consapevole che mi sta stretta, sono consapevole che non mi fa evolvere, sono consapevole che è pesante, che mi imprigiona, mi comprime. Preferisco stare qui che andare in questa nuova area dove so che sono più leggero, più vivo, più vivace. Il peso che ha quest'area vecchia è 4 volte maggiore il peso che ha la possibilità di andare in un'area nuova dove c'è gioia, libertà, amore. Sono illusa di una cosa e sono convinta sia così in realtà, quando c'è comunque un amore forte, quando c'è un amore vero, quando c'è un amore molecolare, in senso lato per il lavoro, per il compagno, per tutto ciò che è, prima o poi questo più 4 che pesa così tanto arriverà a sgretolarsi, arriverà ad esplodere un po' come la torre degli arcani maggiori e arriverà a portare il sole, perché è il sole che fa la differenza. Cos'è quella cosa che ti tiene ancorato perché pesa 4 volte in più rispetto alla possibilità del benessere? Cos'è quella cosa che ti genera invece benessere, che ti alimenta l'anima, che ti fa evolvere, che ti fa crescere? Cos'è quella cosa? E quali sono le azioni che tu puoi fare nel tempo con la responsabilità e la pacatezza che ti contraddistinguono per arrivare lì, per arrivare a prendere in mano il tuo quotidiano, la tua vita, i tuoi progetti e per arrivare a riprendere quella gioia, quell'amore, quella connessione che sono qualcosa di veramente unico. A te la risposta. Ciao, 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 ciao. Till I thought what she was holding him, and she didn't know how to tell.